Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Alessandro Litanassis, il gestore dell'Antico Caffè San Marco, e vi do il benvenuto nel nostro caffè e nella nostra regione. L'Antico Caffè San Marco venne fondato il 3 gennaio del 1914 da un tal Lovrinovic, che era un commerciante di vino. Questo posto prima era una latteria, nel senso che c'erano proprio le vacche. Fondò questo luogo dipingendo le pareti di bianco con le foglie di caffè che erano verdi e le bacche di caffè che erano rosse, ed era la bandiera italiana. Per tale motivo l'anno dopo fu distrutto dagli austriacanti e dopo la prima guerra mondiale venne dipinto con questi colori che vediamo tutt'oggi. I caffè per Trieste hanno un'importanza culturale e sociale notevole, sono luoghi di incontro di donne, di intellettuali, di studenti, di professori, ma anche di normali cittadini, ed è un luogo di cultura, un luogo. A me piace dire che la borghesia è nata a fine Ottocento, è nata nei caffè storici, le prime rivoluzioni vengono dette e pensate nei caffè.